Un fucile da caccia in spalla e poche chiare parole: smettete e andatevene. La minaccia evidente veniva da un anziano, un 87enne pensionato, ma questo non ha messo meno paura ai 3 giardinieri che stavano eseguendo potature di piante. Così un 65enne, un 42enne di Noale e il loro collega, un 51enne di Campo San Piero, hanno obbedito, chiamando però al tempo stesso i carabinieri dopo essersene andati. La scena ad Osson di Casier ieri pomeriggio, con giardinieri finiti loro malgrado in mezzo alla tensione tra il pensionato e il figlio. Nella proprietà di quest'ultimo, infatti, stavano lavorando proprio al confine con la casa del genitore. Il motivo della minaccia, secondo i carabinieri, è da ricondurre ai pessimi rapporti tra l'anziano e il figlio, che aveva ordinato agli operai di svolgere il lavoro di potatura. È bastato questo a far scattare la rabbia dell'87enne. Il fucile, come hanno rivelato i militari, non era fortunatamente funzionante, ma ne hanno trovati altri 3 in casa, tutti detenuti legalmente. Per l'uomo, inevitabile la denuncia per minaccia aggravata.